Buonasera amici di Rugby House, ultima puntata dell'anno perché comunque dopo ci sarà la pausa natalizia e anche a livello di campionato si ritornerà il 4 di gennaio in casa con le Fiamme Oro. Oggi siamo qui per parlare un po' di Natale, un po' di 2014, un po' della bella prestazione della Femici Z Rugby Rovigo Delta della settimana scorsa, o meglio di qualche giorno fa, in casa contro il Grenoble. Lo facciamo con il nostro numero 10, la nostra apertura, Lucio Rodriguez. Buonasera. E poi a affiancare Lucio oggi abbiamo per la prima volta con noi, ed è un grande piacere, Enrico Chicco Manghi. Ciao Enrico, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, voi vi chiederete forse un paio di settimane che stiamo avendo questa sorta di scenario, questa ambientazione, ma come mai c'è solo una parte con i loghi, Rugby House, Femici Z, Rugby Rovigo Delta, e una parte legata alle coppe? Beh, perché è giusto cominciare a ricordare, per chi se ne fosse dimenticato, insomma, che il prossimo anno la Femici Z Rugby Rovigo Delta festeggia 80 anni di storia, per cui intrometterci in questo percorso che andrà sicuramente riesumato, andrà messo in luce, andrà vissuto nuovamente nella prossima annata, ci sembrava un buon viatico, insomma, per chiudere per questo 2014 e ad aprire un nuovo scenario per i mesi futuri. Bene, spiegato questa cosa, Lucio, bellissima prestazione contro Grenoble sabato qui in casa, il pubblico ha gradito, è mancato tanto così e poi portavamo a casa addirittura la vittoria. Sì, abbiamo fatto veramente quasi tutto bene, a parte la gestione degli ultimi minuti forse che sono stati bravi loro a rimanere freddi e difendere quel risultato, no? Noi abbiamo cercato di andare in touche, potevamo piazzare, pareggiare o forse cercare negli ultimi minuti anche di prendere un altro calcio, ma vabbè, ce la siamo giocate così, ma comunque sia siamo usciti contenti del campo perché la prestazione dopo prendere 68 punti una settimana prima è stata una bella reazione, è stata una bella prestazione. Insomma Chicco, tra l'altro tu in versione terza linea, che è stata... Avevi mai giocato terza? Sì, in giovanile? Giocato, sì, in giovanile. È per quello che Pippo sapeva che poteva utilizzarti anche sì, lì, esatto, magari. Esatto. Tu sapevi che nelle possibilità c'era anche questa occasione, questa opportunità? Sì, perché comunque non avevamo delle terze linee comunque a disposizione in panchina e quindi diciamo che ero in allarme nel caso qualcuno si potesse far male o dovesse scendere, che potevo giocare terza linea. C'eri tu e Giorgione, che anche Giorgione in nazionale gioca terza. Può giocare anche lui. Ecco, bene, sicuramente è una bella prestazione e quando si gioca a questi livelli ottenere questi risultati è una buona boccata d'ossigeno e tanta fiducia, no? Sì, beh, sicuramente dà molta fiducia, diciamo, fare queste prestazioni con queste squadre e poi dopo magari ripeterle nel campionato. Ecco, la cosa che mi ha lasciato abbastanza così sorpreso è che noi abbiamo seguito la trasferta in Francia e i giocatori, adesso parlo della terza linea perché si parla di terza linea, Diaby, giocatori di colore, il numero 8, For, che là fecero praticamente quello che hanno voluto, qui in realtà non li abbiamo praticamente visti, quindi era troppo poco Rovigo a Grenoble o troppo poco Grenoble a Rovigo? No, credo che là loro sono stati bravi a punirci ogni volta che abbiamo sbagliato. Noi abbiamo sbagliato più del solito, troppi placcaggi, anche qualche scelta in attacco e loro come squadra del top 14 o di un altro livello ci hanno punito sempre. Qui siamo stati più attenti ai dettagli, l'abbiamo preparata per giocarle proprio a viso aperto perché eravamo comunque sia consapevoli delle nostre forze e niente. Siamo stati un pochino più attenti in difesa e siamo riusciti a neutralizzare questi giocatori importanti che avevano loro. Ecco, Lucio faceva riferimento alle scelte. Abbiamo avuto tipo 4-5 punizioni, possibilmente piazzabili anche a 10 minuti dal termine del match, abbiamo deciso di andare in touche per cercare la meta, cercare il colpo grosso. Perché c'era fiducia appunto nei drive, visto che avevamo segnato un drive, una meta da drive di 20 metri, cosa avete comunicato? Come avete preso questa decisione? È stato un qualcosa che è arrivato dalla panchina? Com'è stato? Diciamo che in Coppa diciamo che i drive sono molto efficaci, almeno ce ne siamo accorti, e quindi comunque sapevamo che era un'arma che noi avevamo e infatti anche durante la partita erano andati bene perché avevamo fatto anche un buon drive di 20 metri. Poi facendo meta con Caffo che aveva fatto meta, quindi avevamo fiducia in questa arma, diciamo. Poi purtroppo no, ma era solo, sai, tante volte
da fuori si vedono delle cose, che in campo poi c'è una questione di fiducia che è diverso, e ovvio sta anche nel vostro stato d'animo capire qual è la scelta migliore. Beh, il pubblico sicuramente ha apprezzato, e anche diciamo coloro che non hanno visto la partita, mi riferisco magari ai media nazionali che non sempre seguono, forse non hanno dato il giusto peso alla prestazione, nel senso hanno detto bella partita, nessuno ha detto vittoria sfiorata, no, mi sto riferendo ai media locali ma quelli nazionali, non capendo la grossa opportunità che abbiamo ottenuto in questa partita. Questo è un po' un problema, no? Non si è messo forse pienamente in risalto quella che è stata la prestazione di Rovigo. Cosa dici? Sì, penso che sia la differenza tra una vittoria contro queste squadre e una sconfitta onorevole, non so come le vogliamo chiamare. Noi sinceramente non abbiamo pensato al risultato, abbiamo pensato semplicemente a crescere, a giocare all'altezza e cercare di fare il meglio possibile. Negli ultimi minuti eravamo due uomini in più in mischia, ci sentivamo molto forti, ci sentivamo molto fiduciosi e volevamo provarci. Ce l'avevamo fatta, penso che anche il pubblico era contento di questa scelta, no? Vedere un Rovigo che comunque sia fino alla fine va per il premio grande che è la vittoria è stato bello. Poi purtroppo non siamo riusciti a fare questa meta e la partita è finita con 3 punti. Stata forse l'azione più bella, a prescindere dalla meta con Caffo, di tutta la partita è stato nell'ultima fase del primo tempo, gli ultimi minuti, loro nei nostri 5-10 metri e non si molla un centimetro. Finisce il primo tempo, 5-6 giocatori del Grenoble a terra distrutti, noi che ritorniamo negli spogliatoi correndo. Beh, è un bel input questo, no? Sì, sicuramente. Abbiamo guardato anche oggi nell'analisi video e diciamo che è stata una delle cose positive che comunque l'abbiamo sottolineato, perché non era facile e li abbiamo messi in difficoltà. Ecco, questo si è visto. Luce, in questi momenti star lì con la testa, non lasciare spazio agli avversari e tornare negli spogliatoi correndo mentre loro magari sono un po' più stanchi a terra, beh, bravo a Tommy Boldrini sicuramente per quello che sta facendo, però anche voi ovviamente avete avuto un ottimo feedback da questo tipo di azione. Sì, noi sapevamo che era l'ultima azione del primo tempo, dovevamo lanciare un messaggio, no? Non facendole segnare lì, penso che avevamo lasciato un messaggio che eravamo molto presenti nel campo, che la volevamo vincere, e vabbè, si è visto quando ha fischiato la fine del primo tempo, noi eravamo già in piedi andando verso lo spogliatoio molto carichi e loro comunque sono rimasti in 5-6 per terra, una cosa che forse non è abituale per queste squadre di top 14, no? È stato un ottimo messaggio che speriamo venga riproposto in maniera concreta anche nel weekend, nella sfida molto importante contro il Mogliano. Però attenzione, andiamo con calma, andiamo a rivedere gli highlights della bella prestazione della FMCZ Rugby Rovigo Delta in casa col Grenoble. Eccoci allo stadio Barrio Battaglini per la quarta giornata della Challenge Cup. Ecco che si legano i 2 pacchetti di mischia. Grenoble tallona un po' in difficoltà, Frati va a disturbare, poi c'è un crollo della prima linea e c'è un penalty di lontananza dai campi, l'infortunio patito su questo campo a maggio nella semifinale di ritorno. Niente da fare, Davide Farolini, ecco le prime linee che si preparano per l'ingaggio. Arriva il segnale dell'arbitro, palla introdotta, Rovigo vince bene la palla, però attenzione, sta per subire la pressione comunque le terze linee. Ecco Giovannicher che ha la prima percussione del match, seconda fase di gioco, i rossoblu insistono sull'asse verticale, Frati apre a sinistra, Max Ravalle in diagonale cerca di trovare un intervallo positivo, cambia nuovamente fronte di gioco il Rovigo, va a impattare Ross McCann sulla difesa del Grenoble che recupera palla, arriva una buona pressione difensiva ora del Rovigo che è riuscito a organizzarsi immediatamente dopo aver perduto il pallone, però peccato. Recupera palla contro rack del Rovigo, Rodriguez manda dentro è una sorta di accademia, ecco, del Grenoble in prima linea. Farolini centra i pali e dunque Rovigo passa in vantaggio al 10° minuto con questo piazzato. E allora andiamo a vedere questa mischia per il Rovigo, un Rovigo che finora in mischia tutto sommato non se l'è cavata male e guadagna un altro penalty, molto bene, molto bene. Primo quarto di gara se ne sta andando e vediamo se sarà un 6-0. Eh sì,
Eh sì, violare la linea di meta Rodigina con la progressione di un raggruppamento in piedi. Eccoci infatti come previsto, ahimè, vediamo se i rodigini riescono a mettere una pezza all'avanzamento del Grenoble, che mi sembra comunque non riesca tanto ad avanzare, però arriva la meta ora. Ale, non funziona questo calcio e quindi Rovigo a cercare proprio l'impatto, quando forse era meglio allargare ancora di più il gioco nel corridoio laterale e obbligare la difesa rodigina a scalare. Avanzamento e ancora un pallone perduto, la sagra degli errori, contrattacco ora da parte del Rovigo. Ngawini comincia con una delle sue, attenzione, una delle sue cavalcate solitarie, ma arriva bene il sostegno rossoblù e si infiamma quindi il Battaglini per questa azione individuale. Ma c'è da dire che Rovigo è molto bravo ora al contrattacco con una ghiotta opportunità, superiorità numerica, Majstorovic, attenzione, viene messo giù, arriva il sostegno del Rovigo, Rodriguez riprende il pallone, mi sembra Caffini, palla fuori, Rovigo attenzione con la superiorità, insiste sull'asse verticale con Quaglio, vantaggio dice intanto l'arbitro, quindi possibilità di comunque avere ancora il pallone in mano, ancora il trequarti ala di Auckland che va a fissare la difesa, Rovigo con l'uomo in più a sinistra, attenzione Lubian, guadagna altri 2 metri, arriva il sostegno offensivo, cambia fronte di gioco Fratti, Riedo molto bravo a trovare l'intervallo, a guadagnare altri 1,5 metri, Rodriguez serve il pallone a Farolini e poi mettere dentro per il possibile 9-5. Tanti auguri Gio, speriamo di vederti protagonista fino a maggio. Ed ecco il Rovigo guadagna una rimessa laterale e va in spinta col pacchetto di Mischia e adesso sta diventando imbarazzante veramente la situazione in difesa per il Grenoble. Rovigo deve cercare veramente di concretizzare ora questa superiorità nel possesso, nel territorio. Grande Jeff, va in percussione sull'asse verticale, Fratti apre a sinistra a tutta verso Majstorovic che a testa bassa a cercare di scaraventare la difesa del Grenoble all'indietro e poi ancora con le seconde e terze fasi gli avanti del Rovigo ora non riescono ad avere il giusto punch per perforare la difesa del Grenoble. Chiaramente ci si prova ora con Ngawini che ancora una volta riesce a mettere in imbarazzo i giocatori francesi della seconda linea di difesa del Grenoble e poi ancora sono i trequarti del Rovigo a fare la differenza, ora con pallone per Majstorovic che evita il primo placcaggio, attenzione Rovigo non ha abbastanza sostegno in corridoio altrimenti eravamo già andati in meta, peccato, ancora Farolini dall'altra parte, quinta fase di gioco, se c'è una sola squadra in campo ed è il Rovigo, Rodriguez dall'altra parte per Ravalle, Max viene messo giù dal trequarti ala Thierry, un nazionale francese qualche anno fa e l'arbitro Linton arresta il gioco e qui aveva imbeccato Ravalle con un pallone a tutta nell'out destro, poi Max è stato placcato oltre ad altri 2 neozelandesi. Rimessa laterale, conquistata a 2 mani la palla da Ray, in spinta il pack del Grenoble, in spinta il pack del Grenoble che va oltre la linea di meta e arriva alla meta da rimessa laterale o da mischia. Poi vediamo che la trasformazione non riesce, l'introduzione di Enrico Ceccato in touche e vedete molto bravi i francesi nella lettura degli schemi di gioco e poi ecco un break imperioso e arriva la meta da parte di Kerr. Ora il punteggio vede il Grenoble in vantaggio per 15-12 come volevasi dimostrare, ancora però Enrico Ceccato al lancio, Boggiani recupera palla, ecco il pack Rodigino che prova un avanzamento in piedi, mi pare che stia riuscendo bene, palla nascosta, disassata la difesa del Grenoble, avanzamento spaventoso del Rovigo, dai ragazzi, dai che ci stiamo avvicinando alla meta, sarebbe una meta storica, attenzione, e arriva, mi va a incrementare il punteggio che comunque vede Rovigo avanti 17-15.
e arriva inesorabile il fischio dell'arbitro Linton. In effetti Rovigo adesso comincia a essere davvero falloso nel gioco a terra, gioca velocemente, la palla in qualche maniera arriva a Farrell che mette a segno la propria marcatura personale, ma un Rovigo fino adesso che ci è piaciuto. Recupera palla Montariol, il pacchetto del Rovigo in spitta, il pacchetto del Grenoble in difesa, grande difesa del Grenoble che si oppone con tutti i mezzi, e qui c'è un ingresso laterale, avanzano i rossoblù, il Grenoble riesce a far crollare il raggruppamento in qualche modo e il Rovigo quindi non riesce più a spingere, provano con i pick and go i rossoblù, sta per suonare la sirena della partita finita, 80 minuti esauriti. Manghi prende il pallone, scivola e arriva la mischia per il Grenoble e il Grenoble porta a casa la vittoria. Peccato. Bentornati in studio, parliamo appunto di Mogliano. Lucio, tu sei un ex, intanto sei uno scudettato a Mogliano e questo c'è poco da fare. È ovvio che è un anno, più di un anno che sei a Rovigo, hai ancora rapporti con Mogliano? Beh, con qualche giocatore immagino di sì, no? Sì, ancora a volte sento qualche Non tantissimi da quanto capisco. No, non molto, ma a volte sì, per farci gli auguri per i compleanni, queste cose con alcuni sì. Bene, un Mogliano che ha cambiato molto rispetto alla passata stagione, ma che comunque resta uno fra i top team di questo campionato di eccellenza. Come vedi questa partita, Lucio? Credo che sarà quella, se non mi sbaglio, quella più dura del girone d'andata, no? Loro l'anno scorso ci abbiamo giocato 4 volte e sono una squadra che gioca moltissimo e comunque gli piace giocare contro il Rovigo, e questo penso che non sarà l'eccezione, sarà un'altra volta una partita durissima con tanto ritmo, e vabbè, speriamo che questo ritmo di Coppa ci aiuterà a gestirla bene e fare una buona figura. Ecco, Chicco, il gioco là davanti, nel senso c'è Jeff Moon, in questo periodo c'è Joe McDonnell, abbiamo visto veramente un grande sviluppo e una grande efficacia nelle parti ordinate, in special modo le mischie. Che tipo di lavoro state facendo? Ma allora già quando è arrivato Joe abbiamo cambiato un po' il metodo di lavoro, nel senso che abbiamo lavorato più sullo specifico, più nei dettagli dei singoli, diciamo, e già lì era un po' cambiato qualcosa secondo me. Poi anche Jeff Moon, che è un grande allenatore, sa molte cose e dà dei dettagli, ci dice dei dettagli su cose da migliorare che insomma sono efficaci, perché ci rendiamo conto che realmente sono efficaci. Quindi c'è diciamo la differenza tra Momento De Rossi e questo McDonnell in questo mese con Moon è una maggiore cura dei dettagli, specialmente in prima linea, essendo loro comunque persone di prima linea. Ma non in prima linea, perché comunque lavorano molto anche le seconde e le terze insieme, e non è solo di prima linea, è un lavoro proprio, abbiamo cambiato tante cose da quando legature, esatto, legature piuttosto che magari posizione dei piedi, tanti piccoli dettagli che alla fine si sono rivelati efficaci. Ma forse abbiamo notato male noi, avete cambiato legatura nell'ultimo periodo? Sì, sì, esatto, la legatura delle seconde, diciamo che legano adesso con la mano, e anzi prima che legarsi il pantaloncino adesso si legano direttamente con la mano alla gamba del pilone. Infatti abbiamo notato un po' queste cose. E qual è stato, diciamo, il plus, il qualcosa in più che sta dando Jeff Moon? Beh, sicuramente ha portato nuovi esercizi, cose che non avevamo mai fatto, e anche ci fa vedere con dei metodi che io non avevo mai visto sinceramente gli errori che facciamo, o meglio come tenere la posizione. Faccio un esempio se è possibile, così lo rendiamo. Non so, per esempio usa una stecca e un paletto, quelli che si usano per fare atletica, così per farci vedere come indirizzare la spinta, quindi tenere dritti la schiena, il collo e la posizione del bacino. Oppure usa sempre questa stecca per far tenere la testa alla stessa altezza delle prime linee. Sono tanti esercizi o tanti piccoli dettagli, diciamo, che
prima magari o non vedevamo, comunque adesso li abbiamo messi in risalto. Sì, diciamo, sono delle piccole accortezze che fanno capire Esatto, meglio quello sì, che sì. è la posizione Poi della ce n'è tante altre, ma... Dai, dammene un altro visto che siamo qua, dai che ci divertiamo un po'. No, poi ce n'è una magari di Joe che non mi riguarda a me, però non so, i piloni prima partivano prima dell'ingaggio partivamo con le gambe pari, mentre ora partono con le gambe, diciamo, una davanti all'altra. E prima non lo Con facevamo. l'interna, con Esatto, l'interna... per stare più bassi, sì. Quindi l'interna più avanti e l'esterna più... No, l'esterna più avanti e l'interna più indietro. Ok. E questo ci fa stare più bassi, diciamo. E a livello di tallonatore è cambiato qualcosa? O? Beh, tallonatore diciamo con Joe no, Jeff ha meno, poi dopo ognuno ha i suoi difetti, ha i suoi errori, quindi corregge poi anche personalmente. Per quanto mi riguarda mi è sempre detto di tenere sempre aperto, diciamo, il petto, tenere aperto il busto e stare su con questo bastone qua su con la testa, insomma. Come quando si stare- va in discoteca, no? Tieni aperto per vedere quello che è la cosa. Bene. Allora, Lucio, è ovvio che queste consulenze, noi abbiamo visto questo Jeff Moon, è un personaggio delizioso, molto simpatico, molto, molto tranquillo, crea stimoli nella squadra, no? Il fatto che arrivino queste nuove persone, questi nuovi allenatori, come quando dei calci, esattamente, l'australiano, è ovvio che crea stimoli nell'alternare l'allenamento e trovare sempre delle migliorie, no? Sì, penso che ci ha fatto benissimo a tutti. Stewart, no? Se non ricordo. Sì, Stuart Lirich era Lynch, l'allenatore. esatto. Penso che l'arrivo di Jeff Moon ci ha fatto molto bene a tutti, ha portato al di là di tutte le cose rugbyistiche che ha portato, che è veramente un libro, sa tutti i dettagli, tutte le cose più nuove che fanno in Nuova Zelanda, ce le sta portando qua, ci sta correggendo tante cose nei dettagli, ha portato anche una grande possibilità, no? Positività, è un personaggio molto positivo, molto simpatico e che ha una grande pazienza ogni volta che ci deve dire qualcosa o ci deve correggere. Veramente, penso che al di là del lavoro che fa con loro, anche ai tre quarti ci sta dando una mano, sia a livello skills che altre cose, è veramente un apporto importantissimo per noi. Bene, allora Lucio, diciamo, seconda stagione a Rovigo. Mi ricordo l'anno scorso abbiamo parlato, il tuo arrivo. Come stai vivendo questa seconda stagione? O meglio, che differenza, ci sono delle differenze fra la tua prima stagione e questa stagione? Per come stai vivendo l'esperienza qui a Rovigo? No, penso che la vivo nella stessa maniera, molto tranquillo, cercando di godermi giocare in questa squadra, con questo staff, con questi compagni. No, tranquillo come l'anno scorso, cercando sempre di migliorare, di crescere per dare una mano alla squadra, ma allo stesso tempo cercando di divertirmi, no? Certo. Per te Chicco com'è? Tu sei arrivato a metà stagione praticamente l'anno scorso, catapultato da Reggio a Rovigo, vabbè è arrivato Farolini quest'anno, per cui dai, ti dà una mano da questo punto di vista. È ovvio che insomma c'è stata una bella differenza, no? Passare da Reggio a Rovigo e diciamo che questa stagione forse ti sta permettendo di essere ancora più a casa, no? Qui? No, sì, sicuramente. Io l'anno scorso diciamo è stato un bel cambio, perché comunque venivo da Reggio che ci allenavamo 3 volte a settimana la sera, qua allenarsi mattina e pomeriggio, andare fuori di casa, via da solo, insomma tante cose che hanno cambiato un po' il mio stile di vita. Quest'anno ero già un po' più inserito, così. Tra l'altro tu vivi con Menon e Farolini. che insomma una bella triade. So dove abito, non ve lo dico, che è meglio, sì, che è meglio così. Però è anche bello, ragionavamo nella partita interna con la Lazio, abbiamo un po' elencato tutte le persone che tra Lazio e Rovigo, che però Rovigo era diciamo legata ai crociati, avevano fatto la finale del 2011. Sì. Quindi diciamo quella generazione te la ritrovi qua, quindi tuoi ex compagni che sono tuoi compagni tuttora, quindi è una cosa molto, molto piacevole, penso, no? Sì, molto bello. Sì. Bene, da un punto di vista tecnico, secondo voi quali saranno le chiavi del match di Mogliano? Prima di tutto penso lì davanti la mischia, se riusciamo a portare il lavoro che stiamo facendo in queste ultime settimane o quello che abbiamo fatto contro il Renover in campo e avere dei palloni puliti, e sporcarli i loro palloni anche in touch,
penso che lì può essere la chiave, no? Le fasi statiche e poi una buona difesa, visto che Mogliano è una squadra che fa tanto possesso e che attacca da tutte le parti, quindi fasi statiche e difesa secondo me. Chicco. No, penso anch'io che comunque la battaglia di davanti sarà fondamentale, perché imporsi sia su avere possesso in touche sia soprattutto sulla mischia chiusa, come abbiamo visto già nella partita scorsa, dà un bello svantaggio se ci imponiamo lì all'avversario. Quindi penso che tutto parta da lì, come poi sempre, diciamo. Quali sono secondo voi le caratteristiche migliori, la qualità migliore di Mogliano? Penso che una delle cose più belle che c'ha Mogliano già da 5 anni fino adesso è questo gioco, diciamo così, spumeggiante, no? Dove giocano senza paura, ci provano per 80 minuti, sono molto fedeli al loro stile di gioco, lo portano avanti, l'hanno portato avanti qua e anche quando gli è capitato di giocare in Coppa anche. Penso che sia questa cosa qua, si sentono molto comodi con questo gioco fatto di possesso, si sentono molto comodi di passarsi la palla e di correre per il campo e quindi sanno a cosa giocano, hanno le idee chiare e questo li fa diventare una squadra pericolosa. Ecco, una caratteristica di Mogliano in questa nuova stagione è che ha acquistato molti giovani che in realtà non hanno trovato molto spazio nel campionato d'eccellenza, ma l'hanno trovato nel trofeo eccellenza, torneo in cui Mogliano ha appena acquisito la possibilità di giocarsi la finale. Quanto è difficile, Chico, arrivare in una squadra d'eccellenza, trovare spazio in un top team? Perché comunque Mogliano, Rovigo, Viadana ancora, Calvisano non è semplice. Esempio il Buscema di turno che a Mogliano rescinde per forse andare da un'altra parte, anzi sicuramente andare da un'altra parte. È facile, non è facile, com'è? Non è sicuramente facile, perché comunque, almeno io parlo per la mia esperienza, l'anno scorso io ero arrivato che comunque c'era Duke che è il capitano, un giocatore parla da sé, e c'era Gatto che comunque era un giocatore che aveva esperienza e meno per quanto mi riguarda io ho sempre cercato di, diciamo, imparare, cercare di migliorare, imparare da loro e guardandoli, e poi dopo l'opportunità ti viene data e quindi devi saperla sfruttare, ma l'importante è comunque saper aspettare e continuare ad imparare da loro, che sicuramente possono insegnarti tante cose. Ecco, fin qui avete fatto i bravi ragazzi e mi sta bene. Aspetto positivo, cioè aspetto che ti piace e che non ti piace di Rovigo. Che mi piace, penso, come stiamo in gruppo e l'idea che abbiamo di gioco, no? Cosa vogliamo mettere in campo, che penso che a Sprazia l'abbiamo fatto contro Grenoble in una gran maniera, giocando un rugby dinamico, divertente. Queste cose qua, la cosa negativa penso che a volte ci adattiamo alla squadra che abbiamo davanti e non giochiamo tutte le squadre con la stessa intensità, no? Forse se riuscissimo a portare sempre l'intensità di sabato scorso anche nel campionato italiano tutti i weekend, penso che potremmo divertirci molto di più e fare cose molto belle anche. Chico. No, la cosa bella sicuramente, io quest'anno anche l'anno scorso mi sono trovato sempre in un bel gruppo, siamo tutti amici, ci difendiamo uno con l'altro e questa è una bellissima cosa, penso sia una cosa fondamentale. Come aspetti negativi, sinceramente, all'interno della squadra o della società così io non ne ho. A livello di città, di panorama, di ambiente? A livello di panorama, cioè, è un mondo a parte, nel senso, per quanto riguarda il rugby italiano, perché comunque è una città che segue tutto il rugby, tutto gira intorno al rugby, però non penso che vada presa come una cosa negativa o una critica da fare, perché comunque è bello giocare per una città che ti è dietro, che segue tutto. Certo, devi stare, è una, diciamo, pressione, però va presa in modo positivo secondo me. Non hai detto l'aspetto negativo però. Ma no, l'aspetto negativo è magari questa pressione in più che ci può essere, però almeno se uno ci riesce, non sto parlando del mio caso, però se uno ci riesce dovrebbe prendere in maniera positiva e essere contento di questa cosa. Ecco. Allora, l'anno scorso volevamo vederlo più in campo, ci siamo riusciti quest'anno
ed è al tuo fianco il suo compagno d'appartamento, se non ricordo male, Francesco Menon, che è un ragazzo che non parla tanto, ma che insomma è difficile non volergli bene, no? Manny è un fenomeno, come diciamo in Argentina, no? È un personaggio fantastico, penso che voluto bene da tutti perché c'è quella semplicità, no? E quella umiltà sia nel campo e fuori che le fa essere, sì, è molto divertente, parla poco ma fa ridere molto e poi penso che sta facendo benissimo quest'anno, quindi mi fa un piacere enorme. Ecco, tanto, quali sono le differenze da 10? Giocare vicino a Francesco, giocare vicino a Joe, per dire adesso quest'anno abbiamo giocato poco, ma insomma l'anno scorso ho giocato un po' di più. Per un 10 come te, quali sono le differenze? Forse Francesco è un giocatore molto tecnico, che è cresciuto moltissimo rispetto all'anno scorso, sia nelle skills individuali e tutto. Forse non c'ha la potenza fisica che c'ha Joe, che è un giocatore che può rompere la difesa in qualsiasi momento, ma comunque sia, giocando di fianco a Dennis in questo periodo che ha giocato, penso che si sono complementati molto bene, no? Francesco è un difensore, forse il miglior difensore che ha una squadra, un giocatore che legge benissimo il gioco e che ogni volta che placa fa sentire il placaggio, quindi la maggiore differenza è questa: Joe è un giocatore più di percussione, Francesco è un giocatore forse un pochino più tecnico e più difensivo, diciamo. Ma nel tuo modo di giocare ci sono differenze, nel senso sai di avere un compagno che magari è un po' più esplosivo da un punto di vista d'attacco, cioè cambia qualcosa anche nella tua... Forse io come 10 sì. ho anche Dado, sì. che siamo i due 10 che ci confrontiamo sempre, cerchiamo di approfittare le forze che abbiamo, no? Io so che se gioco con Joe forse posso utilizzare in un modo, e so che se gioca Francesco forse lo posso utilizzare un po' di più come un secondo playmaker, no? Essendo un giocatore che legge bene, che ha delle buone skills, lì ma cambia pochissimo alla fine, perché alla fine sono due giocatori abbastanza completi, no? Non è che cambia un granché. Come stai vivendo Francesco questa stagione? Comunque dai, lo sta vedendo bene in campo. No, è sempre che dice ma no, vediamo, dai, adesso si gioca. Vabbè, poi lui è molto umile, non parla tanto, però penso sia molto contento. E suona male la chitarra, quanto sappiamo, no? Quello magari dovrebbe migliorare un po' nel suonare la chitarra, quello sì. Prenderemo un buon maestro per te, Francesco. Allora, a parte gli scherzi, andiamo a vedere i rumors, le news che arrivano dagli altri campi del campionato d'eccellenza per questa ultima giornata dell'annata 2014. Chiamatelo mini spareggio, chiamate la prova di maturità, ma una cosa è certa, è arrivato il momento di fare sul serio e di rosicchiare un pezzetto di playoff. Buona non buonissima finora la stagione delle Fiamme Oro, la vittoria sul Petrarca la terza giornata, quella in casa di Sandona nell'ultima, ma anche il KO nel derby con la Lazio. Come se non bastasse, brucia la semifinale del trofeo eccellenza persa in casa col Mogliano, con un calcio di Thompson stampato sul palo e i 2 drop sbagliati da Canna. I poliziotti si perdono i momenti clou e coach Presutti non ci sta. Quarto in classifica come le Fiamme Oro il Viadana, che invece deve dimenticare Rovigo. Le batoste in casa sono dure da digerire, tanto più se gli uomini di Regan Shu contro i bersaglieri si sono fatti valere, pagando però l'inesperienza, l'indisciplina e gli errori di McKinley dalla piazzola. Santa Maria e compagni hanno avuto 2 settimane per metabolizzare e ora un viaggio a Roma. Non sarà esattamente una visita di cortesia. È il sabato dell'assalto diretto al secondo posto. Mogliano punta il mirino sulla FMCZ Rovigo sul sorpasso in classifica, mentre di fronte il 15 di Pippo Frati è pronto a sbancare il Quaggia forte del colpaccio, solo sfiorato in Challenge Cup contro Grenoble, un 17-20 che doveva e poteva essere a parti invertite. Un derby che trova in questa fase 2 squadre in piena salute mentale e fisica, entrambe giunte ad un punto di maturazione importante nella confidenza con il proprio rugby. Per i trevigiani la finale del trofeo eccellenza, centrata andando a vincere in casa delle Fiamme Oro con una formazione disegnata su un gigantesco turnover, ha certificato l'affidabilità delle strutture di gioco e la loro piena metabolizzazione da parte del gruppo, anche e soprattutto da chi ha la carta d'identità più giovane e meno minuti sulle gambe. Ovvio che contro i bersaglieri lo staff moglianese tornerà a ragionare in termini di prime e di seconde scelte, ma squadre e staff bianco-blu possono godersi la bella iniezione di autostima derivante dagli ultimi risultati, un elemento che sabato potrebbe fare tutta la differenza del mondo nel caso molto probabile di una partita in equilibrio dal primo all'ultimo minuto.
Salutata la Meteo a Buscema, che ha preferito volare a Calvisano evitando di giocarsi le sue carte contro il francese Barrault, che in questo momento è considerato a ragione la prima opzione per la maglia numero 10. La rosa si presenta per il resto abbondantemente abile e arruolata, con il duo Properzi-Galona alle prese con un'ampia possibilità di scelta rispetto alle caratteristiche dell'avversario. Di sicuro quella tra Mogliano e Rovigo rimane una delle sfide più divertenti che il panorama dell'eccellenza possa offrire. Due mischie solide ma molto dinamiche, punti di collisione gestiti in grande velocità, gambe e qualità nei tre quarti, con il duello sudafricano Basson-Van Zyl tra le chicche annunciate. Al Quaggia questa è di fatto la partita più attesa dell'anno, anche e soprattutto per la cornice di pubblico garantita dall'arrivo in massa dei supporters rossoblù. Vada come vada, alla fine sarà comunque una bella festa. Va in scena sabato alle 14:30 un altro derby veneto, che si giocherà al centro sportivo Memo Geremia di Padova. È quello fra Petrarca e San Donà, sfida ricca di tradizione, che si rinnova fra due formazioni che cercano di dare una svolta al loro campionato. Dopo la semifinale del trofeo Eccellenza, persa nettamente in casa del Cammi Calvisano, i tuttoneri patavini si preparano ad affrontare un trittico di partite che potrebbero risollevare la loro classifica, finora avara di soddisfazioni. Dopo la pausa natalizia, infatti, il Petrarca giocherà in casa della Lazio e chiuderà il girone d'andata con l'Aquila. I cugini veneziani, dal canto loro, occupano la stessa posizione, al settimo posto con 12 punti in 6 incontri, e puntano ad espugnare il Geremia. Il San Donà, rispetto ai padovani, ha perso solo 3 partite, riuscendo a pareggiare con Mogliano, ed è stato capace di battere Rovigo, un particolare che ha fatto prendere a Moretti e Salvan tutte le precauzioni del caso, dando spazio al turnover nella semifinale di Calvisano. Non sarà del match, invece, il terzo centro Nicolò Zago, per un infortunio al ginocchio destro. Il Cammi Calvisano che vince la semifinale contro Padova con un risultato pieno di 25-0 e centra questa finale contro Mogliano, che si giocherà a febbraio 2015 in campo neutro. Dopo un primo tempo che si era chiuso 10-0, nel secondo tempo finita la partita con un punteggio di 25-0. Nel primo tempo, al 20° minuto, calcio di punizione di Seymour, al minuto 39 la meta di Giulio trasformata da Seymour, secondo tempo al secondo minuto una meta di Stein, al minuto 20 calcio di punizione di Seymour, 39 minuti la meta di Chiesa per chiudere la partita trasformata da Seymour, nominato uomo del match. Questa sarà probabilmente la squadra che ospiterà la Lazio al Peroni Stadium. De Jager all'estremo, Di Giulio all'ala, Canavosio e Castello, il capitano Tommaso Castello ai centri, Bergamo l'altro ala, Seymour all'apertura, Violi in mediano di mischia, Stein numero 8, Vandà e Velardo i due flanker, Calù e Beccaris in seconda linea, perché Cavalieri è uscito infortunato in una partita contro Padova, quindi non è sicura la sua presenza in questa partita. Per quanto concerne la prima linea, Biancotti, Ferraro e Panicco, con i subentri in partita sicuramente del polivalente prima linea Gabriel Morelli, Andrea Gavazzi come allenatore e Scarsini Pilone. Quindi questa è la squadra che riceverà la Lazio questo weekend. Farà il suo debutto il nuovo giocatore della prima squadra del Cammi Rugby Calvisano, mi riferisco a Filippo Buscema. La scelta è maturata nel segno della continuità nell'investimento sui giovani promettenti come Buscema, classe 1994. Attenzione, ci hanno messo in onda, noi continuiamo, Rugby House. Cos'è? La trasferta dove? Con chi? No, che stavo parlando appunto che con Rohan siamo andati a Viadana a vedere la partita, e è stata un po' un'odissea, diciamo, la macchina ha avuto tanti problemi, è tornata... Ah sì? Ma cioè non per chissà quale motivo, è un po' vecchia e quindi... Ma la macchina era di? No, è mia. Ah, la tua? Ah, vabbè, insomma, tanto Gigi è forte, a parte adesso lo stivaletto, ma non è un problema. Allora, siamo in studio per l'ultima parte di Rugby House, prima di farvi auguri di Natale per uno splendido 2015. È il momento quello del gioco per capire in realtà quanto i nostri due beniamini, Lucio Rodriguez e Chicco Manghi, sono rossoblù. Quanto sei rossoblù? Caro il mio Lucio, all'anagrafe Luciano, ma non solo. Caro il mio Chicco Manghi, e qui vedo gli occhi già persi nell'infinito della nebbia padana, qual è il secondo nome di Luciano Rodriguez? Ti do 3 possibilità. Carlos, Xavier o German? Xavier, come Zanetti. Andiamo a vedere. Lucio? Giusta. Sei interista? Sì. Ecco.
possiamo chiudere, andiamo a casa, no, sto scherzando, qui si parla di rugby, qui il capitano ti ha portato bene, Vabbè, e senti, Lucio, tu sai che Chicco è un figlio d'arte, no? Suo padre ha militato nel campionato, nella Serie A, perché forse ha fatto anche il Super Ten. Anche il Super Ten. Ha fatto forse a fine carriera anche il Super Ten. Ma in che ruolo giocava il padre di Chicco Manghi? Lo sai? Forse, vediamo, allora era un tallonatore nella terza linea o un tre quarti? Tre quarti. Andiamo a vedere. Chicco? No, ha ragione, era un'ala. Era un'ala, per cui ci hai beccato. Senti, è Natale, troppo buoni ma a me non sta bene. Terza domanda, perché siete voi e siete così in felicità. Parliamo di storicità del rugby Rovigo. Tutti i nostri gagliardetti, no tutti, una parte dei gagliardetti, le coppe, ricordiamo il prossimo anno, l'80° anno della rugby Rovigo, per cui anche insomma della rugby Rovigo Delta. Ci avviciniamo al ruolo di Chicco Manghi, parliamo di uno storico tallonatore della rugby Rovigo che passò alla storia, ok, come posso dire, in una partita di nazionale, perché giocò quella partita ad un certo punto con la spalla rotta. Chi era questo tallonatore? Tre possibilità: De Stefani, Bombonato o Ferracin? Bombonato. Lucio? Ferracini. Andiamo a vedere. Vabbè, passiamo che argentino, il tucumano era Ferracin, però era Ferracin, era Ferracin, è passato alla storia uno dei più grandi tallonatori che fece questa partita con la spalla rotta e passò un po' alla storia per questa sua prestazione, sicuramente d'altri tempi, lui che era un giocatore d'altri tempi. Bene, abbiamo chiuso con 3 quanto 6 rosso-blu perché ci piaceva giocare e soprattutto il gioco fa parte del mood della nostra trasmissione. Che dire, noi vi auguriamo uno splendido Natale, un grandissimo 2015, sperando che i nostri bersaglieri ci diano quel regalo che in fondo stiamo cercando, che non è ancora sotto l'albero, è più durante la primavera. Non sapete quello che sto facendo riferimento, vero? No, non ho idea. Non hanno idea, molto meglio così, prima che l'idea ce l'abbiano a maggio. Grazie Lucio Rodriguez. Grazie a voi. Anzi, grazie Xavier. Grazie Chicco. Grazie mille a voi. Buon Natale, buone feste, ci ritroviamo per la partita, nel pre-partita contro le Fiamme Oro qui nel nuovo anno, nel 2015. Auguri.